Rinviato all'8 giugno lo sfratto di una famiglia di stranieri che occupa da anni un ex casello dismesso delle ferrovie. Lunedì a prendere le difese della coppia con 4 figli minori, il sindaco, che ha ricevuto la comunicazione 3 giorni prima dell'intervento che era previsto per oggi e ha minacciato di incatenarsi. Non è possibile, è una famiglia con 4 minori, viene sfrattata così da un giorno all'altro senza darci un preavviso che ci potesse permettere di ragionare su cosa fare. Io ho detto guardate che se volete portare avanti questa iniziativa qua, io mi incateno giovedì mattina. Le leggi vanno applicate, certo che vanno applicate, ma vanno applicate con un minimo di buonsenso e di umanità. Il provvedimento è stato quindi rimandato, mettendo così l'amministrazione nelle condizioni di aiutare la famiglia ben integrata che vive a Villaga da 10 anni. I bimbi frequentano la scuola. Stamattina fortunatamente è arrivato il messo del Tribunale di Vicenza che gli ha comunicato che lo sfratto verrà prorogato all'8 di giugno. Quindi siamo soddisfatti perché quantomeno il pericolo imminente l'abbiamo allontanato nel tempo. È una famiglia integrata, cioè lui lavora, la moglie è casalinga perché ha 4 bambini, ma insomma sono persone che vivono qua nella comunità e quindi vorrebbero comprarlo. Vediamo se riusciamo a raggiungere una trattativa oppure il comune dovrà trovare un'altra soluzione, cioè non c'è altro da fare.